Allora, grazie se nonostante il caso che è accettato di partecipare a questa sauna elettorale per presentare il programma delle liste che sostengono la mia candidatura a sindaco. Ricordo le liste, allora al centro per Portogruaro, che è rappresentato dal Duran, il nome Suzette Duran, quindi è la lista che rappresenta i cattolici. Voi sapete che i cattolici a Portogruaro, quelli, gli uomini diciamo dell'UDC, hanno avuto difficoltà di relazione con l'UDC, con il loro partito a livello provinciale, e Mazzon, Grigo, cioè tutta tutti i rappresentanti in sede locale di questo partito hanno deciso comunque di sostenere la mia candidatura e presentandosi quindi con una lista civica. Poi c'è il Popolo della Libertà, che in questo caso è rappresentato da Gastone Mascarin, e per le provinciali c'è anche Gianmarco Coglianone. Poi la lista Tavaro, la lista col mio nome, che è rappresentata qui da due persone, c'è Bettino Miglioranza e Renato Stivali, e dopo magari diranno anche loro alcune parole. Poi la lista dei pensionati, che forse per l'età non sono presenti ma ci sono vicini, e la Lega, che è rappresentata dal capolista Chetti Fogliani. C'è poi anche Zonta, sempre per la lista al centro, quindi che rappresenta un po' i candidati della zona. La Chetti non è candidata della zona perché la Lega al momento non ha rappresentanti nella zona, però ha certamente i voti. Allora, la serata è finalizzata alla presentazione del programma elettorale del nostro schieramento. Premendo subito che in questi ultimi tempi da più parti abbiamo sentito le accuse che la nostra squadra non avrebbe il programma, perché non abbiamo speso i soldi di fare il libricino in quadricomia, bello costoso, in tipografia, e mandarlo alle 8.000 famiglie, come ha fatto l'attuale sindaco. Ma è stata una scelta un po' per economia, perché non vale la pena mandare a tutti i cittadini il programma che è fatto dal programma delle cose fatte, più che delle cose da fare. E il programma che è stato presentato, cioè quello che ognuno di voi avrà avuto la possibilità di vedere nelle proprie case, è un elenco di cose per la gran parte fatte o di cose da fare, ma proprio direi quasi come un elenco della spesa. E il nostro non è così, il nostro non si è posto il problema di fare l'elenco della spesa per due motivi. Primo, perché non avevamo qualcosa da dire che abbiamo fatto, perché i partiti che sono qui a questo tavolo erano partiti all'opposizione, quindi non amministravano e quindi non possono dire le cose fatte. Secondo, perché anche per le cose da fare noi pensiamo che prima di dire cosa si fa è bene dire dove, come, in quale contesto, con quali obiettivi si fanno le cose. Cioè non basta dire io farò una strada se poi la strada arriva sul deserto. Cioè devo dire farò la strada perché ho un'idea di sviluppo che prevede che ci sia questa strada che porta là con questi motivi, con questi obiettivi. E quindi il nostro programma, direi, parte prima da uno sforzo così di volare un po' alti. È un po' lo slogan del simbolo, almeno della lista civica, è quello dell'ala, che non è solo l'ala dell'angelo, ma è proprio l'idea, la volontà, l'illusione, se vogliamo, di poter volare alto, cioè di sollevarci al di sopra della quotidianità per vedere un po' più in là, per cercare di vedere qual è lo sviluppo di tutto il comune, quindi il comune, il centro storico, tutte le varie centro urbano e le varie frazioni nel tempo. E la prima parte, diciamo, del programma è una parte un po' dedicata proprio a quella che è l'anima di qualsiasi tipo di sviluppo. Il nostro programma vuole rivolgersi alla comunità, ai cittadini come comunità, e la comunità è innanzitutto parte della famiglia. Quindi la prima attenzione che noi vorremmo dedicare, anche nelle riflessioni, è proprio l'attenzione alla famiglia. La famiglia come nucleo
base attorno al quale si costruisce proprio la prima identità di una comunità, dalla comunità familiare alla comunità locale, alla comunità parrocchiale, alla comunità poi, in questo caso, della frazione. E quindi con l'attenzione al tema dei ragazzi, al tema dei bambini, tutta l'attenzione che ci deve essere per garantire alla donna la vera, non a parole, ma sui fatti, con progetti concreti, la parità rispetto agli uomini, che vuol dire dare dei servizi che permettano alle donne di non avere quelle difficoltà che hanno e che gli uomini non hanno, tipo ad esempio l'assistenza ai bambini sotto i 3 anni, e quindi l'asilo nido. Come? L'asilo nido visto non come una scuola statica con i criteri magari degli asili nido che oggi conosciamo e che sono costosissimi, ma sappiamo che si possono studiare assieme delle modalità, si possono aprire strade diverse, flessibili, con soluzioni molto più economiche, molto più partecipative e magari costruite assieme, come avviene in tanti altri paesi. Poi c'è il problema dei ragazzi, della prospettiva di sviluppo. Cosa diamo ai ragazzi, oltre alla scuola, oltre al tempo libero? Quale prospettiva di sviluppo diamo? Ecco, allora tutta la riflessione sul tipo di sviluppo economico che noi pensiamo di dover dare a Portogruaro. E quindi non possiamo ignorare un fatto: i numeri sono numeri. In 15 anni Portogruaro è rimasta immobile. Cioè 15 anni fa avevamo lo stesso numero di aziende e avevamo lo stesso numero di occupati. In economia questo vuol dire recessione. Cioè, perché mentre noi eravamo fermi, magari apriva una fabbrica e mi chiudeva l'altra, e quello che lavorava in una fabbrica da qui passava dall'altra parte, ma è rimasto lo stesso. Attorno a noi, e a Torre di Mostro, e a Sastino, a Gruaro, approfittando della fortuna anche della chiusura, della fine, diciamo, del muro, diciamo, di quello che aveva rappresentato l'ostacolo dei rapporti con i paesi dell'est, cioè tutti questi paesi avevano avuto notevoli sviluppi economici. Se andiamo più in là, Sandonà ha avuto uno sviluppo economico notevole, e lo sviluppo economico si misura non solo col numero di occupanti, col numero di fabbriche, ma si misura anche con l'evoluzione e lo sviluppo della popolazione. Noi a Portogruaro nel 1981, quindi parliamo di 28 anni fa, eravamo praticamente 24.900 abitanti, eravamo quasi 25.000 abitanti. Oggi, dopo 27 anni, siamo ancora 25.000 abitanti, qualche centinaia in più, di cui un numero rilevante sono anche degli extracomunitari. Quindi la popolazione autoctona è diminuita. A Sandonà sono passati da 33.000 a 42.000, cioè c'è stato uno sviluppo anche lì. Allora, vuol dire, è colpa nostra, è colpa loro se noi siamo stati fermi? No, prima certamente è colpa nostra. Allora dobbiamo fare delle riflessioni su perché, mentre gli altri crescevano, noi eravamo fermi. Forse perché noi pensavamo tanto, forse perché noi abbiamo investito in qualcosa di diverso. E un esempio tipico è che certamente da allora Portogruaro ha avuto un aumento enorme di cubi di cemento, di case, di grandi condomini, di grandi complessi edilizi e di grandi anche cubi diciamo commerciali, però che sono ancora vuoti. Sono vuoti tutti i cubi che ci sono nella zona dei laghetti di San Nicolò, sono vuoti i cubi che stanno costruendo nell'area dell'ex Eni, sono per la gran parte chiuse moltissime delle case costruite, diciamo delle abitazioni costruite in quei complessi notevoli dell'isola dell'Emene, al famoso complesso davanti all'ospedale, cioè tutte strutture, diciamo, di Trieste, ne parliamo, strutture edilizie che hanno portato certamente dei vantaggi al comune, che sono gli oneri di urbanizzazione. Ma dove sono andati i vantaggi di questo sviluppo? Cioè i vantaggi di questi cubi, di questi oneri di urbanizzazione? Sono andati nelle rotonde? Ma le rotonde sono proprio necessarie